Pedemontana, voto, manovra economica. Da Mogliano il presidente di Confindustria Boccia parla dell'importanza strategica delle infrastrutture e si augura che il governo faccia chiarezza al proprio interno. Tubercolosi alla scuola di Motta di Livenza, ha riscontrato il contagio su altri 3 bambini. Per l'ULSS 2 si tratta del focolaio più importante dell'ultimo decennio in Italia. Fotografo un giovane che fa pipì all'interno dei giardinetti di Sant'Andrea Treviso e viene aggredito da 4 persone, vittima un 28enne trevigiano che stava documentando il degrado. A scuola si parla di autonomia del Veneto tra 8 e 900 e scoppia la polemica, insegnanti contro la preside, accade all'Istituto Cerletti di Conegliano, per il presidente Zaia si tratta di storia e non di politica. Il Giro d'Italia arriva in Veneto, paura a Conegliano, ragazzo getta bici in strada al passaggio dei ciclisti che riescono a schivare l'ostacolo, domani partenza da Treviso, attenzione ai nuovi divieti. Continua il nostro viaggio per conoscere i nuovi sindaci trevigiani. A Zero Branco iniziata l'era del nuovo primo cittadino Durighetto che raccoglie l'eredità di Mirko Feston. Domani la città di Fiesole consegnerà ad Antenna 3 un attestato per aver raccontato la storia di Tenny, la gattina dell'ospedale di Oderzo che ha un po' commosso tutti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3 che vede in primo piano l'economia con le parole questa mattina a Mogliano Veneto del numero 1 degli industriali Vincenzo Boccia, che ha parlato tra l'altro di Pedemontana, delle elezioni di domenica ma anche della manovra economica di settembre, e poi ha parlato dell'importanza strategica delle infrastrutture e si è augurato che il governo faccia chiarezza al suo interno. Le infrastrutture sono un fattore di competitività del Paese e sarebbe arrivato il momento in cui sbloccare i cantieri davvero è una grande sfida di tutti, a partire dal governo. A Mogliano Veneto per la presentazione di un progetto condiviso tra Fondazione Il Campiello e Fondazione San Patrignano, presieduta da Letizia Moratti, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia accoglie con favore la notizia dell'inaugurazione lunedì mattina del primo tratto della Pedemontana Veneta. Importantissimo, le infrastrutture sono una questione nazionale, non locale. Collegano territori a centro e quindi sono la precondizione di una società inclusiva, ma collegano il paese al mondo. Il nostro paese ha bisogno di infrastrutture, siamo la seconda manifattura d'Europa, sia per attivare cantieri e quindi costruire operazioni cosiddette anticicliche dell'economia e contribuire alla crescita, e sia appunto per quel concetto di infrastrutture che ho citato prima. Questa è senz'altro una notizia positiva e dopo tanti anni dove si aspettava che finalmente questo avvenisse, adesso siamo arrivati al famoso taglio del naso, per cui un bel segnale. Speriamo che sia anche un inizio di cambio di passo per avere non solo infrastrutture ma anche tutte le altre cose che chiediamo con più velocità, perché stiamo perdendo competitività e ricordiamoci che quando si rimane indietro poi non si riesce più facilmente a riprendere. Industriali che guardano con attenzione all'evolversi della situazione politica nazionale dopo il voto, un governo, dice Boccia, che deve chiarirsi al suo interno e ritagliare per l'Italia un posto adeguato in Commissione europea. E poi abbiamo il nodo manovra finanziaria che non è affatto marginale, su cui a nostro avviso ci sono 2 grandi pregiudiziali da affrontare: uno è il nodo risorse e l'altro è gli effetti sull'economia reale dei provvedimenti che andiamo a definire. O aumentiamo il debito, che è una cosa che non possiamo permetterci, o verrà in qualche modo posta, perché è un calcolo algoritmico, verrà posta una tassa implicita a tutti. Sempre che in autunno non si torni alle urne per le politiche. Se di fatto il governo riesce ad andare avanti e a fare ciò che serve, direi che è cosa auspicabile, ma se questo fosse di fatto impossibile è chiaro che è meglio andare al voto piuttosto che un immobilismo che non possiamo oggi permetterci assolutamente. Per cui insomma io spero ci sia maturità da parte di tutti. E adesso le ultime novità per quanto riguarda il focolaio di TBC nella scuola di Motta di Livenza, perché la malattia è stata diagnosticata in altri 3 bambini. Focolaio di TBC nella scuola elementare di Motta di Livenza, altri 3 bambini sono risultati affetti dalla malattia. Sì, si tratta del risultato degli approfondimenti condotti sugli ultimi 6 bambini che sono risultati positivi alla Mantù in occasione della seconda tornata di accertamenti condotta qualche giorno fa. Di questi 6 bambini, 3 nelle verifiche TAC
quindi con esami complessi, hanno messo in evidenza una situazione polmonare che raccomanda un trattamento con 3 farmaci. Per questi casi è prescritta, quindi ed è obbligatoria, la notifica di tubercolosi. Secondo le linee guida internazionali, l'US2 qualche giorno fa ha ripetuto il test Mantoux su 404 bambini e 72 operatori scolastici che erano risultati negativi nella prima tornata. In 3 adulti e 6 alunni è stata riscontrata una positività. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di diagnosticare la tubercolosi in 3 piccoli. I bambini stanno tutti bene, nel senso che sono totalmente asintomatici, sono seguiti comunque dalla pediatria. In queste prime fasi di terapia chiaramente la pediatria sta attenta alla risposta ai farmaci. Ora scatteranno i controlli previsti anche per i familiari di questi 3 bambini. Gli altri alunni e i 3 adulti risultati positivi alla Mantoux saranno avviati a chemioprofilassi, un risultato che non ha particolarmente sorpreso i medici. Noi avevamo preventivato, sulla base anche di altre esperienze, una positività in questa seconda tornata di Mantoux dell'1%. È stata dell'1,5% perché abbiamo trovato 6 casi su oltre 400 bambini. Quindi è una casistica che conferma l'elevata infettività della maestra caso indice. Gli specialisti sperano ora che con questi ultimi casi si possa concludere l'anno scolastico mettendo un punto definitivo in questa vicenda che per mesi ha impegnato genitori, personale scolastico e medici. Io credo che siamo alle battute finali di questo molto importante focolaio epidemico. Ci siamo ulteriormente confrontati con l'Istituto Superiore di Sanità e con la Regione anche per questi ultimi casi. Il quadro è ormai chiaro, si tratta di uno dei focolai epidemici più importanti nel nostro paese dell'ultimo decennio. Scatta una fotodenuncia di un giovane intento a fare pipì all'interno dei giardinetti di Sant'Andrea a Treviso e viene aggredito da 4 persone, vittima un 28enne trevigiano. Aggredito e insultato da 4 cittadini stranieri che pochi minuti prima aveva immortalato in queste foto che mostrano uno di loro intento a fare pipì all'interno dei giardini di Sant'Andrea in pieno centro a Treviso. Vittima un 28enne trevigiano che ieri pomeriggio stava passeggiando nella zona e di fronte a questa scena, come aveva già fatto in passato, ha estratto il cellulare e ha scattato alcune foto con l'intento poi di farle avere a chi di dovere per denunciare l'ennesimo episodio all'interno dell'area verde, ma stavolta la situazione è degenerata. Questa volta si sono accorti che facevo le foto oppure non lo saranno più alterati magari da quello che avevano bevuto prima, si sono arrabbiati e in 4 mi sono corsi dietro, mi hanno messo all'angolo dicendomi che dovevo assolutamente cancellare le foto che avevo fatto, che ci hanno cercato di prendere il telefono, mi hanno preso per il bavero, mi hanno preso a calci, mi hanno sputato addosso. A quel punto il giovane ha chiamato il 113, ma nonostante gli sia stato comunicato l'arrivo di una volante, i 4 hanno continuato nell'aggressione. Mi hanno detto che cazzo chiami la polizia, bisogna metti giù il telefono. Ho pensato che a un certo punto mi iniziassero a bastonare perché voglio dire, dopo avermi preso, spintonato, preso a calci, non ci voleva tanto, erano in 4. Ha avuto paura? Paura sì, perché ripeto, è la prima volta che mi succede. Se lei non avesse chiamato la polizia magari sarebbe andata peggio. Sicuramente, non ci vuole tanto a tirare fuori un coltello a queste persone, a darti una bella coltellata. Io da perdere c'ho molto, loro niente. Nel frattempo sul posto è arrivata la volante, ma i 4 sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Nel 28enne ora resta l'amarezza. È una situazione, voglio dire, che va avanti da anni. Con qualsiasi amministrazione, lettere, io ho mandato lettere già altre volte, anche insomma altre persone che conosco hanno inviato lettere di protesta e tutto, l'unica cosa che si può fare a quanto pare è stare zitti. Oggi c'è la paura per quanto subito, ma anche il 28enne si dice pronto a denunciare altre situazioni simili nel caso si trovasse in futuro di fronte alla stessa scena. Io ci penserò su 2 volte, magari cercherò di non farmi vedere e le farò lo stesso perché secondo me è importante continuare a documentare queste cose. 4 persone sono rimaste ferite questa mattina in uno scontro frontale a Refrontolo.
Un forte botto ha svegliato questa mattina i residenti di via Crevada, nell'omonima frazione di Refrontolo. Erano da poco passate le 7 quando due auto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate frontalmente. Nel violento impatto uno dei mezzi è finito nel fossato. Uno degli occupanti è rimasto incastrato tra le lamiere della macchina. Immediato l'intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo, poi affidato alle cure dei sanitari del SUEM, giunti in via Crevada con 3 ambulanze e un'automedica. Complessivamente 4 le persone rimaste lievemente ferite. Si tratta di cittadini di origini straniere, un ragazzo di 18 anni residente a Conegliano, di un 49enne, di un 25enne di Susegana e di un giovane di 20 anni di Pieve di Soligo, trasportati in ospedale a Conegliano. E a Paese caccia al pirata della strada che ieri mattina ha urtato la bici di una 12enne facendola cadere a terra e poi è fuggito. Stava andando a scuola in sella alla sua bicicletta quando ad un tratto è stata urtata da una macchina. La ragazzina a 12 anni ha perso l'equilibrio ed è finita a terra. L'automobilista però ha ingranato la marcia ed è scappato senza verificare se la piccola si fosse fatta male. A soccorrere la studentessa un passante che l'ha aiutata a rialzarsi. Fortunatamente per la 12enne solo tanta paura e qualche scoriazione. L'incidente è avvenuto in via Levada, incrocio con via Ostonna a Paese, una stradina secondaria stretta. In quel momento in zona pioveva di rotto. L'appello della mamma sui social è rivolto al pirata della strada di farsi avanti. La politica continua il nostro viaggio per conoscere i nuovi sindaci trevigiani eletti domenica. Oggi siamo stati a Zero Branco dove abbiamo incontrato il neo primo cittadino Luca Durighetto. Nel segno della continuità, a Zero Branco i cittadini hanno voluto Luca Durighetto come sindaco. Sostenuto dalla lista civica Feston dal nome del suo predecessore, ha ottenuto 3.323 voti ed ha vinto con il 51,77%. A seguire Elisabetta Bortoletto del centrodestra con il 36,66% ed infine Melita Gobbo con la lista Per Zero l'11,58%. Ed ora portiamo avanti quello che avevamo lasciato, spiega il neo sindaco. Prima fra tutti il completamento della rotonda all'incrocio fra la Noalese e la provinciale 65 che porta verso Sant'Alberto. Ma non è tutto. Altre cose in cantiere già pronte da partire, tra cui la palestra che io mi auguro insomma di iniziare a cantierare il prima possibile e poi di andare a risistemare quei tratti di pista ciclabile esistente e di andare a completare laddove non ci fosse, tenendo conto che le priorità sono date non soltanto dal numero di residenti ma anche dal numero di veicoli che percorrono le strade. Alla domanda sulla nuova giunta il neosindaco si limita a dire che ci stanno lavorando, ma le idee sono chiare. È bello essere la continuità del precedente, ma bisogna anche dare dei segnali di innovazione, bisogna anche dimostrare di non essere la fotocopia di quello che è stato. Tutti noi per primi ci aspettiamo un cambio di passo. Siamo riusciti, e lo abbiamo ribadito più e più volte, a pagare buona parte dei debiti che questo comune aveva, adesso insomma è il tempo di costruire, è il tempo di costruire anche con le nuove leve. Ovviamente non mancherà la presenza di Mirko Feston. È certo che lui avrà un ruolo all'interno di questa squadra non secondario. Ci spostiamo adesso ad Asolo dove Mauro Migliorini, rieletto domenica sindaco, ha nominato la nuova giunta. A poche ore dallo spoglio elettorale di lunedì il primo cittadino ha già scelto i membri della giunta che lo affiancheranno alla guida del paese per i prossimi 5 anni. 3 conferme e una new entry. La carica di vice sindaco è stata affidata a Franco Dalla Rosa. Il gruppo consigliere di maggioranza per Asolo ha nominato Milli Buonanno quale capogruppo di maggioranza. La seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale è stato convocato per mercoledì 5 giugno alle 20:30. A scuola si parla di autonomia veneta e scoppia la polemica, cade all'Istituto Cerletti di Conegliano. Sul caso è intervenuto oggi anche il governatore Luca Zaia. Studenti dell'Istituto Cerletti di Conegliano in autogestione, relazione di Ettore Beggiato sull'autonomia veneta tra 8 e 900, bandiere della Serenissima in auditorium e un sonoro Viva San Marco per concludere. Tanto è bastato per far insorgere alcuni insegnanti della scuola enologica contro l'iniziativa e contro la dirigente Maria Grazia Morgan, che si difende sostenendo di non aver ricevuto nessuna protesta formale e di rispettare la libertà di iniziativa dei ragazzi che hanno organizzato da soli la giornata dell'autonomia culturale. Un piccolo grande caso su cui è intervenuto anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Intanto quali sono questi professori che protestano alla preside? Io ho letto un articolo e non ho visto un nome. Sarebbe bello anche confrontarsi con delle persone fisiche
non trovo nulla di strano che dei ragazzi, ma lo dice uno che è sempre stato corretto, che dei ragazzi nell'ambito dell'autonomia totale dell'iniziativa abbiano organizzato il tratto raduno, che ormai lo fanno da una vita, e una giornata per parlare della Repubblica Veneta. Se una giornata di storia è un problema, adesso ne prendiamo atto. Anche sui social sono fioriti i commenti "apriti cielo, quale affronto", scrive ironicamente il consigliere regionale della Lega Alberto Villanova. A scuola, rincara provocatoriamente, "possono entrare solo Bella Ciao e bandiere rosse. Bravi ragazzi, avete tutto il mio appoggio". Purtroppo, conclude il sindaco indipendentista di Santa Lucia di Piave, Riccardo Sciumschi, sono ancora tanti i docenti burocratico ottusi. Il caso scatena anche le reazioni di semplici cittadini divisi tra la difesa della scuola, vista come istituzione da simboli legati a tematiche politiche, e il dovere di insegnare la storia veneta. Parliamo adesso del Giro d'Italia, arrivato oggi in Veneto con la tappa che ha visto il traguardo finale nel veneziano a Santa Maria di Sala, carovana rosa che ha attraversato anche la Marca Trevigiana, dove si sono vissuti due momenti difficili. Il primo a Vittorio Veneto, quando alcuni ciclisti in gara sono caduti coinvolgendo uno spettatore rimasto lievemente ferito, l'altro poco dopo a Conegliano, dove un giovane ha lanciato lungo il tracciato una bicicletta che è stata schivata dai ciclisti in testa alla gara prima del passaggio del gruppone. Il giovane è stato individuato e bloccato dagli agenti del commissariato. Domani si replica, seconda tappa veneta, la tappa che parte da Treviso e arriva a San Martino di Castrozza. La 18ª tappa del Giro d'Italia, Val d'Aora Santa Maria di Sala, ha attraversato la Marca Trevigiana. Ecco il gruppo al traguardo volante di Conegliano, dove si sono vissuti attimi di tensione poco prima del passaggio dei ciclisti, quando uno spettatore ha lanciato sul tracciato una bicicletta. Questo è l'unico momento difficile di una giornata di festa colorata di rosa. Da Ponte della Priula a Spresiano, da Paese a Quinto fino a Zero Branco, la Marca ha salutato il passaggio dei ciclisti con l'entusiasmo che caratterizza il Giro d'Italia. Non sono mancati disagi e problemi alla circolazione, con alcuni rallentamenti e code in prossimità degli sbarramenti, come lungo la tangenziale di Treviso in direzione Paese. E domani si replica con la 19ª tappa, partita da Treviso intorno alle 12 e arrivo a San Martino di Castrozza. La sospensione della circolazione avverrà 2 ore prima rispetto alla partenza, e quindi il disagio per l'utenza trevigiana è limitato alle ore tra le 11 e l'1 e l'1:30. Lasciata Treviso, il gruppo si sposterà verso l'arrivo a San Martino di Castrozza. Si porterà sulla Pontebana, percorrerà un breve tratto di Pontebana per poi andare verso Valdobbiadene. Conseguentemente i disagi maggiori ci saranno nella zona intorno a Valdobbiadene e ancora più a nord verso il Passo San Boldo, dove è previsto l'uscita dal territorio provinciale per proseguire verso San Martino di Castrozza. Continuiamo a parlare di ciclismo e Giro d'Italia subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta, abbiamo parlato prima della pausa pubblicitaria della 19ª tappa domani del Giro d'Italia. In occasione di questo evento questa mattina è stato siglato un protocollo tra Confartigianato e Federazione Ciclistica Italiana. Il Veneto, tra l'altro, è la terza regione in Italia per specializzazione nella filiera della bicicletta. Gli obiettivi vanno dalla promozione della bicicletta e del suo tessuto economico alla valorizzazione del territorio. Un protocollo siglato questa mattina che porterà ad una serie di iniziative come la formazione di guide cicloturistiche sportive, ovvero figure che per professione accompagneranno persone singole o gruppi in percorsi cicloturistici, fornendo informazioni generali sul territorio ed illustrando le zone di pregio naturalistico ed ambientale. Un accordo importante, spiega Daniela Isetti, vicepresidente e vicario della Federazione Ciclistica Italiana. Significa veramente tanto, perché come mondo che si occupa appunto del ciclismo da un punto di vista agonistico, da un punto di vista olimpico, ma non solo, significa comunque riuscire a dare un'immagine del nostro sport veramente più completa e poter mettere a disposizione quelle che sono le nostre competenze maturate appunto grazie all'agonismo, metterle a disposizione di un comparto economico che è davvero in grandissima
buona crescita. Un'occasione questa per valorizzare un settore, quello della produzione di biciclette, in cui l'artigianato è protagonista, con 2.062 imprese e 3.862 addetti. Con questo accordo andiamo a centrare, credo, anche diverse finalità, che sono quella dell'organizzazione di manifestazioni sportive, una collaborazione con il mondo della scuola per fare conoscere questa mobilità appunto attraverso la bicicletta, ed anche uno scopo formativo rivolto a figure che possono essere o operatori cicloturistici oppure meccanici che vogliono specializzarsi nella manutenzione. Le biciclette, ha sottolineato Vendemiano Sartor, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, è uno dei settori in cui gli imprenditori artigiani sono stati artefici della rinascita e del rilancio della qualità manufatturiera italiana. Non solo. La maggior parte sono imprese di artigiani che collaborano anche con i grossi marchi nei vari pezzi, ma soprattutto anche collaborano poi nel percorso turistico, perché serve l'assistenza, serve un po' anche di ristoro e quant'altro, quindi non più solo il riparatore dell'officina che ripara biciclette, ma un servizio molto più completo. Fra gli artigiani Franco Moro, che produce lui stesso le biciclette. Noi lavoriamo solo nel campo delle bike, siamo una piccola realtà, abbiamo cominciato con un prodotto completamente nuovo, all'inizio sì le bike classica, la mountain bike in particolare, e poi lungo la strada negli ultimi 4-5 anni abbiamo voluto una corsa che presentiamo proprio da poco. E adesso parliamo di noi, perché domani la città di Fiesole consegnerà ad Antenna 3 un attestato per aver raccontato la vicenda di Tenny, la gattina dell'ospedale di Oderzo, che ha commosso un po' tutti. Casa sua è questa, lei ha scelto la casa dell'ospedale e per cui è qua. Questa è la storia di Tenny, gatta che non si è fatta adottare da una famiglia per stare all'entrata dell'ospedale di Oderzo. L'avevamo raccontata così, poco meno di un anno fa, la vicenda di Tenny, la gattina che viveva all'entrata dell'ospedale di Oderzo. Una storia di uomini e animali, di malattia, ma anche di condivisione, insomma di alchimie da cui sortiscono quelle buone notizie sempre più rare nella valanga di informazioni che travolgono il quotidiano di ognuno di noi. Una storia anche singolare per quello spunto che gli occhi attenti di quel felino hanno saputo trasmettere, quell'attesa paziente per il ritorno del padrone, anche se in realtà i gatti non hanno padroni, ma in genere dettano loro le regole agli umani. Così Tenny, amplificata da Antenna 3, è diventata una storia nazionale, al punto che la toscana Fiesole, ad ogni maggio città dei gatti, ha deciso di consegnare un attestato alla nostra emittente per aver raccontato quel sottile legame che nemmeno la malattia aveva spezzato. Così domani pomeriggio nella biblioteca della città fiorentina ci sarà la cerimonia ufficiale non solo per Tenny e la sua storia, ma per molte altre vicende con protagonisti i gatti. Per chi non ricorda, il servizio finiva così. Così lei sta lì ogni giorno tra siepete e gradini, scruta ogni persona che passa, si lascia carezzare da qualcuno ma non dà altra confidenza. Forse quegli occhi aspettano di incrociarne altri che conosce molto bene, e solo in quel momento Tenny smetterà di essere tenace, lasciando questa entrata per tornare a casa, che non è detto sia di questo mondo. E quello che racconteremo domani a Fiesole sarà anche la prosecuzione della storia, perché Tenny da qualche mese non staziona più all'entrata dell'ospedale. C'è chi dice perché ha trovato il calore di un'altra famiglia, chi perché, come tutti i gatti, sentendosi morire, ha scelto un luogo appartato per addormentarsi per sempre. A noi invece piace sperare che un giorno sia arrivata la carezza A noi invece piace sperare che un giorno sia arrivata la carezza di quelle mani che Tenny conosceva bene e che l'hanno presa in braccio, portandola via per sempre. A noi invece piace sperare che un giorno sia arrivata la carezza di quelle mani che Tenny conosceva bene e che l'hanno presa in braccio, portandola via per sempre. Antonella Boralevi, scrittrice, giornalista e volto noto della televisione, ha presentato con il nostro direttore Luigi Bacialli presso la libreria Lovat il suo ultimo successo, Chiedi alla notte, libro attualmente in tour per l'Italia. Si tratta ancora una volta di un giallo che segue La bambina nel buio, precedente opera dell'autrice. Chiedi alla notte è un romanzo a metà strada tra thriller al femminile e giallo, una storia di sentimenti e di misteri, ambientato ancora una volta a Venezia che, così come è avvenuto con il libro
precedente offre una cornice perfetta per una storia che sembra un film più che un libro. In questo giallo ritroviamo Emma Thorpe, protagonista del precedente romanzo, avvocato che vive a Londra, che quando arriva a Venezia si trova proiettata in un mondo fantastico che improvvisamente cambia e diventa un incubo. In chiusura vi ricordo subito dopo di noi l'appuntamento con 20:10 in studio Paolo Galeano, rieletto domenica sindaco di Preganziole, e Katia Uberti, neoeletta sindaco di Paese. È davvero tutto, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi una buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sull'Italia e dunque sulle nostre regioni. La giornata di venerdì 31 maggio sarà all'insegna di un tempo decisamente più stabile rispetto ai giorni scorsi. Sul Veneto il sole sarà prevalente e il cielo sarà al massimo poco nuvoloso ovunque. Tuttavia non si esclude nel pomeriggio qualche nube in più sui rilievi, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime comprese invece tra 21 e 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo sarà asciutto e stabile pressoché dappertutto, sarà infatti una bella giornata di sole e il cielo sarà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 9 e 15 gradi, massime comprese invece tra 20 e 23 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, poche novità, anche qui sarà soleggiato dappertutto e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime tra 23 e 24 gradi circa. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.